benvenuti al TG Sicilia, i titoli di questa edizione. Vertenza Pfizer, rottura delle trattative. I sindacati, la multinazionale ha deciso di abbandonare il sito di Catania. In arrivo 370 licenziamenti. Il deputato regionale Tomarchio, azienda chiusa al dialogo, servono risposte immediate, organizzare un tavolo nazionale. Sopralluogo dei sindacati nelle serre dei pomodorini di Pachino, dove è iniziata la raccolta e che si possono trasformare in trappole mortali, come è successo ieri al bracciante algerino stroncato da un infarto per il caldo estremo. Incendi, ancora un'azienda colpita dalle fiamme, distrutto il deposito della Repac a Santa Croce Camerina nel Ragusano. Mentre i carabinieri indagano, l'isola si mobilita. L'Assemblea regionale decide di istituire una commissione speciale contro i roghi. Un prestito non pagato alla base della spedizione punitiva dello scorso febbraio contro un pensionato di Donna Lucata nel Ragusano. Arrestati in 5, compresi 2 mandanti. Cateno De Luca presenta i pionieri, i primi 12 candidati della sua formazione per Palermo. In un evento ufficiale a Palazzo dei Normanni, il sindaco di Taormina ha parlato anche della campagna per le regionali e dei suoi prossimi passaggi politici. Per Assovini Sicilia, le premesse per la vendemmia 2026 in Sicilia sono decisamente positive. La campagna inizia, come sempre, dalla Sicilia occidentale per poi spostarsi lentamente nell'entroterra, sull'Etna e le isole minori. Eleganza, emozione, una voce che continua a conquistare. A Villa Bellini Giorgia ha regalato al pubblico di Catania una serata di grandi successi, nuovi brani e omaggi indimenticabili. E poi il calcio, la Serie C prende forma con il Catania inserito in un girone di ferro. Domani la composizione del calendario. La squadra lavora a Norcia, presente in Umbria anche il DS Varrà. Bentrovati al TG Sicilia. La notizia d'apertura, l'incontro di oggi non lascia dubbi. Pfizer ha deciso di abbandonare il sito di Catania. Non c'è nessuna volontà di riconversione produttiva, così si confermano i 370 licenziamenti e l'intenzione di cedere lo stabilimento. 60 anni di lavoro cancellati in nome del profitto, lo affermano in una nota congiunta i sindacati confederali e UGL dopo l'audizione davanti alla terza commissione dell'Assemblea regionale siciliana. Una scelta gravissima, aggiungono i sindacati, che ignora ogni responsabilità sociale e mette a rischio centinaia di famiglie. Oggi si parla di 370 licenziamenti, ma è facile prevedere un futuro nero anche per i lavoratori che restano. Non permetteremo che uno dei più importanti siti industriali della Sicilia venga smantellato. Pfizer, che per anni ha investito su Catania solo il minimo indispensabile, concludono i sindacati. Oggi dimostra che l'unico obiettivo che intende perseguire è quello di fare cassa. Prima reazione politica, il deputato regionale Tomarchio ha chiesto di trasferire la vertenza in tempi rapidi al ministro del lavoro a Roma. Aggiornamenti nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali e cambiamo argomento. Un operaio è rimasto ferito in un incidente sul lavoro nel cantiere per un centro commerciale a Zafferia, a Messina. L'incidente è avvenuto ieri, ma lo hanno reso noto oggi la UGL e la Fedeal. Secondo quanto risulta, si legge nel comunicato, al momento dell'incidente le attività lavorative erano a pieno regime, nonostante la vigente ordinanza della Regione che impone la sospensione a partire dalle 12:30. Tutto ciò è vergognoso e inammissibile. I sindacati chiedono che venga fatta piena luce sul grave incidente. Oggi sopralluogo dei sindacati fra le serre dei pomodorini di Pachino, dove è iniziata la raccolta, ma che si possono trasformare in trappole mortali, come appunto è successa a un bracciante algerino stroncato ieri da un infarto mentre lavorava. Il servizio di Lorena Dolci. Morire di caldo. Per chi passa fino a 8 ore di lavoro nei campi o dentro le serre non è soltanto un modo di dire. A Pachino, nel Siracusano, è la stagione della raccolta dei pomodorini. In una di queste serre ieri è stato trovato senza vita un immigrato algerino di 61 anni, Ahmed Belkilal, stroncato da un arresto cardiaco. A stabilire la causa esatta della morte sarà l'autopsia disposta dalla Procura di Siracusa, che ha aperto un'inchiesta. Cerca di capire meglio anche il sindacato, che stamattina ha fatto un sopralluogo.
luogo. Materialmente i lavoratori in queste zone, diciamo, di norma iniziano molto presto, 4 e mezzo, per finire verso le ore 10. Questo di prassi nelle stragrande maggioranza delle aziende, e questa è la prassi del lavoro per la raccolta del pomodoro. Sono le 11 e non vi posso trasmettere il caldo che c'è perché non è possibile, però vi assicuro che le temperature qua sono molto alte. In queste serre si crea un caldo soffocante con temperature fino a 50 gradi, denuncia da anni il sindacato che cerca di rompere il muro di paura che paralizza i braccianti. Se uno ci parla magari lontano dal posto di lavoro e non ti dicono manco dove lavorano, qualcuno ti dice le cose come stanno, ma poi se noi gli avremmo chiesto a qualcuno possiamo avere la tua testimonianza di quello che succede, ci dicono no, lasciatemi stare, io ho bisogno di lavorare. E così nel silenzio e per tutti invisibili nuovi schiavi passano da una stagione di raccolta all'altra, proprio come Ahmed, arrivato qui 25 anni fa, raccontano i conoscenti, senza familiari, con regolare permesso di soggiorno e pare sotto contratto. E parliamo di incendi, ancora un'azienda colpita dalle fiamme, distrutto il deposito della Repac a Santa Croce Camerina nel Ragusano. Mentre i carabinieri indagano, l'isola si mobilita. L'Assemblea regionale approva un ordine del giorno per istituire una commissione speciale contro i roghi. Tonino De Mana. Una commissione speciale indagherà sui roghi in Sicilia. È il provvedimento approvato dall'ARS che ha deliberato un ordine del giorno che istituisce l'organismo e demanda al Presidente del Parlamento siciliano la nomina dei componenti. Tutto questo mentre l'isola è alle prese con l'emergenza incendi, con devastanti fiamme nelle campagne ed aziende nella morsa del fuoco. A Santa Croce Camerina, nel Ragusano, sono ingenti e da quantificare i danni per un vasto incendio che ha devastato il deposito della Repac, impresa specializzata negli imballaggi in cartone per il comparto ortofrutticolo. Le fiamme sono divampate lungo la provinciale 85. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Quando i roghi colpiscono un'attività produttiva, oltre al danno economico, resta l'interrogativo sulla natura dell'incendio. Un dubbio che richiama quanto accaduto alcuni mesi fa a Pachino, nel Siracusano, dove la procura aveva aperto un'inchiesta per l'incendio ai magazzini della Fenice Packaging, azienda dello stesso comparto degli imballaggi agricoli. Intanto a Palermo la CGIL ha unito tante voci per gridare basta incendi. In Piazza Verdi un richiamo forte al tema della prevenzione. Da anni chiediamo che si faccia la riforma della forestazione in Sicilia, una riforma che deve vedere impiegati i giovani, che siano la testa che deve progettare e programmare la forestale del futuro. Intanto il sindaco di Termini Imerese Terranova ed alcuni imprenditori sono stati ascoltati dalla Commissione Attività Produttive dell'ARS in seguito al rogo che ha devastato l'area industriale. Un prestito non pagato alla base della spedizione punitiva dello scorso febbraio contro un pensionato di Donna Lucata nel Ragusano. Arrestati in 5, compresi i 2 mandanti. Lorena Dolci. In 3 contro 1, un pensionato costretto a fermarsi con l'auto, scaraventato in mezzo alla strada, preso a calci, pugni e schiaffi, come si vede in questa sequenza diffusa dai carabinieri, che a distanza di qualche mese hanno arrestato gli autori della spedizione punitiva. Siamo in via Aienda, a Donna Lucata, frazione balneare di Scicli, nel Ragusano, è il 3 febbraio scorso. Il 72enne viene affiancato, una panda gli sbarra la strada, 3 uomini lo accerchiano, lo trascinano con violenza sull'asfalto e lo sottopongono ad un violento pestaggio, provocandogli lesioni al volto e agli arti. Mentre infieriscono, gli aggressori gli intimano di saldare un debito e minacciano di morte lui e la sua famiglia. I militari hanno così scoperto che alla base del raid c'era un credito di 24.000 euro rivendicato da 2 fratelli gemelli di 52 anni, ritenuti i mandanti, che avevano fatto un prestito all'uomo e alla sua ex compagna. In casa dei 2 fratelli i carabinieri hanno trovato alcune casseforti contenenti 48.000 euro in contanti e diversi assegni, tra cui titoli di credito a firma della vittima, a conferma dei rapporti finanziari che hanno originato l'estorsione. In 5 sono finiti in manette. A Catania torna a far parlare di sé l'edificio pericolante in via Grottamagna, che nei mesi scorsi il Comune aveva annunciato, dopo riunioni con i residenti, di voler abbattere in attesa di completare l'iter burocratico e procedere alla demolizione slittata a dicembre. Dal palazzo si sono registrati nuovi crolli di calcinacci che nel pomeriggio hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e della polizia municipale. Intanto la stradina di via Grottamagna, interdetta al traffico, viene utilizzata abusivamente con pericolo dai passanti.
Oggi la protesta del sindaco di Stefano e degli assessori della Giunta hanno trasferito i loro uffici davanti all'ospedale cittadino. Contestano il continuo depotenziamento della struttura sanitaria e la cancellazione dei fondi previsti per un nuovo ospedale. Gerry Italia. Uno striscione bianco su fondo rosso appeso alla cancellata dell'ospedale Vittorio Emanuele. Poche parole ma pesanti. Regione e ASP negano la sanità ai gelesi. Davanti all'ingresso del nosocomio un gazebo, alcune sedie e una scrivania. È qui che il sindaco Terenziano Di Stefano, insieme alla giunta comunale, alla presidente del consiglio comunale Paolo Giudice e ai consiglieri di maggioranza, ha trasferito simbolicamente l'ufficio del comune. Una protesta che arriva dopo anni di difficoltà per l'ospedale gelese, tra carenza di personale, servizi ridotti e un pronto soccorso sempre più in affanno. A far esplodere lo scontro è anche il futuro del nuovo ospedale di Pontolivo. I 130 milioni di euro inizialmente previsti nei fondi di sviluppo e coesione sono stati infatti riallocati dalla Regione nel fondo di rotazione statale, una scelta che alimenta il timore che quelle risorse possano non essere più destinate all'opera. Quei fondi FSC non ci sono più per fare quell'ospedale. Poi tutto il resto lo vedremo solo quando verranno fatti gli atti. Ad oggi per il primo cittadino le priorità rimangono 3. Deve essere firmato urgentemente il protocollo tra ASP ed ENI per il terreno. Il secondo, che la giunta regionale debba preservare dagli FSC almeno i 10 milioni di euro che servono per la progettazione del nuovo ospedale. E terzo, le risposte alle domande che facciamo da 2 anni. Ovvero come far ripartire l'ospedale Vittorio Emanuele in attesa del nuovo ospedale. Il sit-in, assicurano da Palazzo di Città, non sarà una manifestazione di poche ore. L'ufficio comunale resterà davanti all'ospedale fino a quando dalla Regione non arriveranno risposte concrete. Una protesta che trasforma il piazzale del Vittorio Emanuele nel simbolo di una battaglia che riguarda non solo il futuro del nuovo ospedale, ma il diritto alla salute di un intero territorio. E a Montalbano e Licona, nel Messinese, il sindaco Todaro ha diffidato la regione dopo gli accertamenti della polizia municipale che hanno confermato un quadro definito di estrema gravità, con la postazione del 118 trovata priva dell'ambulanza e del personale sanitario. L'amministrazione chiede il ripristino immediato del servizio. E adesso la politica. Cateno De Luca presenta i pionieri, i primi 12 candidati per Palermo, un evento ufficiale a Palazzo dei Normanni. Il sindaco di Taormina ha parlato anche della campagna per la regione e dei suoi prossimi progetti politici. Maglio Viola. Cateno De Luca tira dritto nel percorso del suo governo di liberazione. Mentre nella stanza a fianco il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno tirava il bilancio di quasi un'intera legislatura, lui, l'autoproclamato sindaco di Sicilia, presentava nel piano nobile di Palazzo dei Normanni la sua sporca dozzina. Citazioni cinematografiche a parte, sono proprio 12 i candidati per la città di Palermo che De Luca ha già messo in campo e ne arriveranno a breve altrettanti per completare la lista, che sarà già pronta dopo l'estate e comunque tutte le liste saranno fatte entro il 31 ottobre. C'è l'ex DC Mauro Pantò, c'è l'ex Forza Italia Stefania Munafò, ma ci sono anche altri nomi noti come Giusy Badalamenti o Francesco Bondì. Nella sala gialla di Palazzo dei Normanni si parla di comune ma anche di regione. De Luca ribadisce che il progetto politico avrà un'impronta autonomista, civica e progressista, con al centro i territori, il ruolo degli enti locali e un nuovo modello di governo regionale fondato sulla concretezza e sulla buona amministrazione. Ma parlando di progetto autonomista non si può non pensare a Raffaele Lombardo, al quale Cateno De Luca manda a dire: io ho detto chiaramente a Raffaele Lombardo che per poter impostare in modo credibile quella strategia bisogna avere le mani libere e quindi bisogna anche togliersi le scorie, cioè uscire dal governo Schifani. Per la regione lui ritiene di essere l'ago della bilancia e racconta come ormai le sue liste siano considerate attrattive. È cominciata la corsa Sud chiama Nord, dice. Oggi potrei fare un gruppo di 12 deputati, ma ho detto di no a tutti. Insomma, il messaggio è questo: non è il carro dove saltare per restare incollati alla poltrona. E a Palazzo dei Normanni, come ogni anno, la tradizionale cerimonia del ventaglio, intervento del presidente dell'Assemblea regionale Galvagno per l'abolizione del voto segreto. Marco Gullà.
Tradizione, bilanci e confronto con la stampa. A Palazzo dei Normanni si è svolta oggi la consueta cerimonia del ventaglio. Il presidente dell'ARS, Gaetano Galvagno, ha ricevuto in dono dalla stampa parlamentare il tradizionale ventaglio. Galvagno, nel corso del suo intervento, ha fatto un appello alle forze politiche d'opposizione all'ARS affinché presentino una proposta per l'abolizione del voto segreto a fronte del ritiro di tutte le sue proposte. Molte volte si è discusso di una questione che ha sempre ostacolato quelli che sono i lavori d'aula. A partire dalla prossima legislatura, quindi non un provvedimento che avrebbe effetti su questa, quindi non cerco alcun genere di vantaggio, in funzione del fatto che non sappiamo chi vincerà le prossime elezioni, potrebbe essere uno strumento utile quello della trasparenza e della chiarezza, quello dell'abolizione o quantomeno la limitazione del voto segreto. Galvagno ha anche aggiunto che spera di far approvare in aula provvedimenti importanti prima della pausa estiva. E saranno alcuni emendamenti che serviranno per venire incontro a esigenze importanti come quelle degli ASACOM, dei disabili gravissimi, degli incendi, ma faccio una sottolineatura ricordando che non si può pensare di dimenticare quelli che ancora stanno aspettando i ristori del ciclone Harry, e poi una misura che sta funzionando, che è quella del caro voli. 200 cassette di reperti archeologici sono rientrate a Gela dopo anni trascorsi nei depositi del Museo Archeologico di Caltanissetta. Un primo passo verso il recupero del patrimonio della città, mentre restano aperte le questioni della riapertura del museo e della carenza di personale. GR Italia. 200 cassette di reperti archeologici sono tornate a Gela, materiali provenienti dalle campagne di scavo del territorio che dopo anni nei depositi del Museo Archeologico di Caltanissetta sono stati trasferiti nei locali del Museo dei Relitti di Gela, dove saranno studiati e successivamente esposti al pubblico. L'annuncio è stato dato nel corso di una conferenza stampa al Museo dei Relitti Greci, un risultato raggiunto grazie al lavoro del Parco Archeologico, delle associazioni culturali e al sostegno istituzionale del deputato regionale Salvatore Scuvera. Il direttore del Parco Archeologico Ennio Turco ha spiegato che si tratta solo del primo passo di un percorso finalizzato a riportare a Gela altri reperti legati alla storia del territorio. È un'operazione che noi abbiamo iniziato per un discorso scientifico, per riunire di nuovo le collezioni nella loro interezza, perché ogni scavo, ogni località che è interessata dal punto di vista archeologico deve avere un'unicità della collezione. Resta però il nodo della riapertura del Museo Archeologico regionale, slittata almeno alla metà di settembre per problemi tecnici, mentre continua a pesare la carenza di personale necessaria a garantire il pieno funzionamento della struttura. Troveremo una soluzione anche in maniera critica, ma sfido chiunque, non c'è un ente locale in Sicilia che non abbia carenze di personale, e per tale motivo non vai a chiudere un ente locale, ma cerchi delle soluzioni per trovare come andare avanti. Il ritorno di queste prime 200 cassette restituisce intanto alla città una parte della propria memoria. Adesso la sfida sarà trasformare questo patrimonio ritrovato in un'opportunità concreta di valorizzazione e sviluppo per Gela. Per Assovieni Sicilia le premesse per la vendemmia di quest'anno in Sicilia sono decisamente positive. La campagna inizia come sempre dalla Sicilia occidentale per poi spostarsi lentamente nell'entroterra e poi verso l'Etna e le isole minori. Ci racconta tutto Laura Spanò. È partita dalla Sicilia occidentale la vendemmia 2026, un percorso di circa 100 giorni che attraverserà l'isola fino all'entroterra ed ancora dall'altopiano Ibleo alle pendici dell'Etna fino alle isole minori, raccontando la varietà di territori, vitigni e competenza che fanno della Sicilia un autentico continente vitivinicolo. Cominceremo in Sicilia occidentale con le varietà internazionali che dedichiamo alla produzione di base spumante o di vini fermi, come ad esempio lo Chardonnay e il Pinot Nero. Proseguiremo poi con il Grillo e il Nero d'Avola, che si dimostrano vitigni sempre più resilienti, per poi andare avanti nell'entroterra e nell'area del sud-est orientale con varietà come il Grillo, il Nero d'Avola, il Catarratto o il Frappato. Poi ci sposteremo nelle isole minori e quindi con le loro varietà aromatiche come la Malvasia e lo Zibibbo, e per concludere sull'Etna con il Carricante e il Nerello Mascalese. L'andamento stagionale è caratterizzato da un inverno e una primavera particolarmente
piovosi ha consentito un buon ripristino delle riserve idriche del suolo, favorendo uno sviluppo vegetoproduttivo equilibrato della vite. È una vendemmia che si prospetta positiva, grazie anche alle forti piogge dei mesi invernali e primaverili che hanno permesso alle vigne di affrontare senza particolari criticità anche queste intense settimane di caldo del mese di luglio. Si prevede quindi una vendemmia di elevata qualità con vini caratterizzati da un interessante corredo aromatico e da un buon equilibrio tra freschezza ed eleganza. E adesso la musica, eleganza, emozione, una voce che continua a conquistare. A Villa Bellini Giorgia ha regalato al pubblico di Catania una serata di grandi successi, nuovi brani e omaggi indimenticabili. Roberta Lunghi. È il mio giorno migliore, migliore. Elegante, intensa, raffinata, Giorgia conquista ancora una volta il suo pubblico con una voce inconfondibile e una presenza scenica capace di emozionare. A Villa Bellini, a Catania, la cantante è stata protagonista di un live atteso da mesi. Un viaggio tra i suoi grandi successi e le canzoni del nuovo album G, davanti a una platea che ha cantato con lei per tutta la serata. Questa luce che viene dall'anima e mi fa parlare, dimmi cos'è. Tanti momenti di dialogo, battute e complicità con il pubblico catanese fino ai capelli raccolti per il caldo e la grande umidità che hanno strappato sorrisi e applausi. E poi gli omaggi a due icone della musica, Pino Daniele e Michael Jackson. Le luci, il rosso, il bianco e il nero dei suoi abiti, il ritmo scandito dal battito di mani e i cori del pubblico straripanti alla Villa Bellini, sulla note di una canzone che si è aggiunta a quelle impossibili per lei da non cantare. In questa stanza buia. E adesso una pausa, tra poco il calcio, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, la Serie C prende forma con il Catania inserito in un girone di ferro. Domani la composizione del calendario, la squadra lavora a Norcia, presente in Umbria anche il DS Varrà. Tonino De Mana. Tra mercato, allenamenti e composizione dei gironi, la Serie C 2026-2027 entra nel vivo, con il Catania inserito in un gruppo di ferro che vedrà ai nastri di partenza il Bari, retrocesso dalla Serie B, le neopromosse Barletta, Savoia e Scafatese, il Foggia ripescato, le sempre temibili Casertana, Salernitana e Cosenza e l'Inter Under 23. Anche quest'anno, per chi non lo avesse capito, la lotta per la promozione sarà certamente agguerrita e la cura di ogni dettaglio sarà fondamentale. Domani alle 12 verrà diramato il calendario, mentre venerdì si conoscerà la programmazione delle prime partite con date ed orari. Catania che prosegue la preparazione nella quiete di Norcia, dove è arrivato il DS Varrà, intento in questa fase a sfoltire l'organico per alleggerire il monte ingaggi, per poi concentrarsi esclusivamente al mercato in entrata. Si cerca una collocazione per Luperini, Cicerelli e Di Noia, quest'ultimo sarebbe ad un passo dal Foggia, mentre diverse società di Serie C avrebbero chiesto informazioni su Dini, Donnarumma e Di Gennaro. Intanto in Umbria si è rivisto Aloi, operato il 14 novembre scorso a Roma, Villa Stewart, ed ora sulla strada del recupero, anche se per averlo completamente a disposizione servirà ancora del tempo. In entrata il Catania non avrebbe abbandonato la pista che porta a Demme, mentre sembra sfumata la trattativa per il bomber Coda, frenata dall'elevato costo dell'operazione e dall'età avanzata del giocatore. Sul fronte societario, buone notizie per Grella, che entra nel comitato esecutivo di Lega Pro. Con la questione sul futuro dello stadio Barbera, mentre il mercato regala un nuovo rinforzo ai rosanero, il difensore Federico Barba. Marco Gulà. Un botta e risposta su Ondilette e comunicati stampa. Il progetto di riqualificazione dello stadio Barbera subisce una brusca frenata a causa delle modifiche introdotte nella nuova delibera comunale. La società rosanero, attraverso una lettera inviata dall'amministratore delegato Giovanni Gardini al sindaco Lagalla, al consiglio comunale e alla giunta, ha annunciato il proprio passo indietro sull'iniziativa. Tra i principali motivi di attrito figurano il venir meno dell'esenzione dai tributi locali, pari a 300.000 euro l'anno, e l'obbligo di farsi carico
carico della manutenzione delle strade limitrofe all'impianto. Modifiche ritenute insostenibili dal club e non in linea con gli accordi originari. In serata è arrivata la replica del sindaco La Galla, che si è detto comunque fiducioso sul fatto che la delibera possa essere comunque esaminata dal Consiglio Comunale con la consapevolezza dell'importanza strategica dell'opera per il futuro della città. Sul fronte del mercato, intanto, è ufficiale l'arrivo del difensore Federico Barba, ingaggiato a parametro zero dopo l'esperienza al Percy Bandung. Il centrale ha già raggiunto il ritiro del Palermo in Val Gardena. E come si preannunciava nel servizio, il Consiglio Comunale di Palermo ha deciso di anticipare a domani l'avvio della discussione sull'esame della proposta di convenzione per la riqualificazione del Barbera. L'avvio del dibattito consentirà ai consiglieri di proporre emendamenti al testo della convenzione prima del voto finale. E sul campo la squadra di Inzaghi ha pareggiato 1-1 contro l'Iraq, nell'ultimo test in Val Garnera, segno per i rosanero, le Duaron, il pari dei greci firmato da Nizet. E adesso una pausa brevissima, ci rivediamo tra poco con altri aggiornamenti. Amici di Telecolo. Prima di chiudere una notizia: è indagato per la frana di Niscemi, ma riceve un bonus di 70.000 euro dalla regione siciliana. È la singolare vicenda dell'ingegner Sergio Tuminello, nominato a novembre del 2024 dal governatore Schifani soggetto attuatore della struttura commissariale per il dissesto idrogeologico. All'ingegnere Tuminello i magistrati che indagano appunto sulla frana contestano il disastro colposo e il danneggiamento. E con questa notizia è tutto, grazie per averci seguito e buona serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.